Si è tenuto a Palazzo d'Orleans, su invito del Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, un vertice di maggioranza che ha riunito le forze del centrodestra che sostengono il governo regionale. L'incontro è durato più di 3 ore, hanno partecipato oltre al Presidente Schifani i vertici regionali e i capigruppo dell'Assemblea regionale siciliana di Forza Italia, Stefano Pellegrino e Marcello Caruso, di Fratelli d'Italia, Luca Sbardella e Giorgio Assenza, per la Lega Nino Germanà e Luca Sammartino, per la Democrazia Cristiana Totò Cuffaro e Carmelo Pace, Movimento per l'Autonomia MPA Raffaele Lombardo e Roberto Di Mauro, per Noi Moderati Saverio Romano, Massimo Dell'Utri e Marianna Caronia. Da parte delle forze politiche presenti è stata espressa piena consapevolezza dei risultati conseguiti dal governo regionale nei primi 3 anni di mandato, dall'aumento delle entrate tributarie all'azzeramento del disavanzo, dalla crescita del PIL all'incremento dell'occupazione, dal miglioramento del rating da parte delle agenzie internazionali all'avvio dell'iter per la realizzazione dei termovalorizzatori. Pertanto è stata manifestata la forte determinazione di proseguire in questo percorso fino alla scadenza naturale della legislatura. Durante il vertice, sottolinea la nota stampa, sono stati affrontati i temi che hanno recentemente determinato criticità nei lavori dell'Aula. In questo contesto è stato espresso apprezzamento nei confronti del Presidente dell'Assemblea regionale Calvagno per la gestione dei lavori all'ARS, che ha consentito l'approvazione delle ultime 2 manovre finanziarie in tempi previsti. È stata inoltre decisa la costituzione di un tavolo tecnico-politico permanente che avvierà sin da subito un confronto su temi rimasti in sospeso come la recente variazione di bilancio in vista della prossima legge di stabilità. Particolare attenzione è stata riservata alle politiche economiche e sostegno alle famiglie e delle imprese, alla riduzione del costo del lavoro, alle misure volte a favorire la crescita del reddito pro capite e dello sviluppo produttivo della nostra isola. Il vertice ha registrato inoltre l'unanimità dei partecipanti sulla volontà di procedere all'abolizione del voto segreto all'interno dell'ARS. È stata infine avviata una riflessione condivisa sulla possibile modifica della legge elettorale regionale attualmente in vigore. Il tavolo politico, conclude la nota, si riunirà nuovamente nelle prossime settimane per affrontare in un clima di coesione e spirito unitario i temi legati alle elezioni amministrative previste per la prossima primavera e per proseguire il confronto sulle principali sfide politiche e programmatiche della coalizione di centro-destra.